Salve a tutti, innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici e i lettori della pagina di Son Giusto Trieste. Spero che possiate sentirmi perché oggi qui sulla Gru Ursus c'è parecchio vento, mi sono messo dietro questo traliccio sperando che non entri troppo vento nel microfono. E poi vorrei ringraziare appunto la pagina di Son Giusto per avermi dato questo spazio, poter rilanciare questo appello al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, un appello che è già stato fatto attraverso Tele4, è stato fatto anche dal direttore di Tele4 Bacialli, è un invito a un faccia a faccia pubblico davanti a delle telecamere e davanti ai cittadini di Trieste con il sottoscritto e il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Io mi sono sempre reso disponibile in qualsiasi momento a scendere anche dalla Gru Ursus per questo incontro, poiché non ho nulla da nascondere, nulla da temere e non si capisce il motivo per cui il sindaco continua a fare spallucce e non accettare questo incontro. Lascia veramente tutto questo ovviamente continua a gettare sempre più ombre scure sulla sua figura, perché è evidente che se non accetta questo incontro ha qualcosa da nascondere e va da sé che ha paura. Però magari Campo potrebbe aver cambiato idea, quindi lo rinnoviamo questo invito, poiché arrivati a questo punto, oltretutto è tutta la cittadinanza che lo chiede, tutta quella parte onesta della città, e ce n'è tanta di persone che hanno mantenuto quei 4 valori di etica, di coscienza, di moralità e di umanità e di giustizia, che tutto questo sta diventando insopportabile e ogni giorno sempre più grottesco, surreale, agghiacciante per tutti. È un esempio di una crudeltà, di una violenza terrificante e inaccettabile, che il sindaco sta perpetuando sotto gli occhi di tutti. Io credo che queste persone stiano chiedendo a gran voce questo incontro pubblico, anche perché è un dovere non solo etico e morale del sindaco di rendere conto ai cittadini del suo operato, ma è anche un dovere istituzionale, no? Ed è anche totalmente inutile che lui cerca di accampare giustificazioni di ogni genere, sempre più inverosimili e improbabili, no? L'abbiamo sentito, lui tra le giustificazioni che ha dato per non evitare questo incontro è il fatto che c'è un procedimento giudiziario nei confronti del comune aperto dal sottoscritto. Ecco, una cosa, noi non siamo bambini deficienti, siamo persone adulte e sappiamo molto bene tutti quanti che una cosa non esclude l'altra. Tutti i giorni si fanno talk show, interviste e dibattiti pubblici tra persone che appunto hanno dei contenziosi in tribunale. Questo non significa assolutamente nulla. Poi il comune oltretutto riceve ogni giorno querele e denunce, figuriamoci se il sindaco è interessato a questa cosa qua, anche perché non c'entra niente, lui deve rispondere degli impegni che ha preso con il sottoscritto, di quello che ha detto e fatto, e quello che non ha fatto, tutto qui. E poi potrà esporre le sue ragioni, i cittadini ascolteranno la sua versione, la mia versione e ne trarranno le dovute conseguenze. Tutto qui credo che sia la cosa più semplice, pacifica e democratica che un sindaco possa fare. Se non lo fa, va da sé che tutta la parte onesta di questa città chiaramente non potrà altro che pensare che questo sindaco evidentemente ha qualcosa da nascondere. Tutto qui. Buona giornata a tutti e grazie.